Luci della sera qui a San Giorgio Morgeto con Ciccio Carere per una puntata di Tiro l'Allero. Stiamo raccontando un po' la storia di Ciccio e stiamo sentendo un sacco di canzoni. Senti, però, è vero che siamo in mezzo al paese, però mi manca, sai, qualcosa di piccantino, qualche passaggio piccantino. Aspetta che passano le signore però prima, se no ci facciamo... Buonasera signore, eh? Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Ora che passa. Salutato chi parla bene di me. Chi? Che mi hai detto? Di salutare chi parla bene di me, chi parla male no. Sì, no, hai detto così velocemente che mi ero perso un passaggio. Allora, perché dopo volevo parlare di internet, di tecnologia, sì, di contatti con YouTube, sto sito internet, che internet è veramente servito a tantissimo. Sì, mi ha dato tantissimo. Prima di parlare dell'argomento, dai, due frasette belle, piccanti. Ti parlo dell'anno scorso, ho fatto... Quale canzone hai rifatto? Ma ho fatto tantissime Felicità, ho fatto... Felicità? Vedi che poi un pochettino... Felicità? No, ma fermati, cioè... Giusto per far capire l'idea, giusto per dare l'idea. Questa è una cosa... vabbè, naturale, ho capito. Vuole che la diciamo? Sì, lo diciamo solo due parole. No, non fino in fondo, dai. No, diciamo, felicità è trovare una donna che prima notte in tuo letto ti sta. Ok, ti sta? Beh, questo è carino, è trovare una donna che... E poi basta. Beh, e poi non si può poi c'è anche sarà perché ti amo. Com'è? Che confusione, oggi mi sento sano, che fuori piove e giù sopra divano c'è un messaggio sopra il telefonino e sti Gabriella, la figlia del postino. Iglia d'un postino, vabbè, straordinario. E poi che succede, con questo CD lo possono trovare. Lo diciamo. Allora, appunto, a proposito di recuperare il tuo materiale discografico, parliamo del sito www.cicciocarerefolk.it. C'è la folk in più, mi raccomando. Camminiamo. All'interno del sito, questo sito chi te l'ha curato? Questo qui me lo sono curato io, invece su YouTube me l'ha curato un mio amico in America. Vince, avete avuto l'occasione anche di Vince De Rosa, che veramente è una persona che ci tengo tantissimo, come lui con me, la stessa cosa, guarda, proprio... Una persona straordinaria. Ci sentiamo sempre perché ci vogliamo bene e ci aiutiamo a vicenda. Senti, internet, come a tanti amici che si interessano di musica, soprattutto di musica particolare, musica popolare, musica folk, musica etnica, è servito davvero come un grande palcoscenico, no? Cioè, per farsi conoscere un po' in tutto il mondo. Tutto il mondo, sì. Cioè, tu hai avuto contatti... Sì, diciamo collaborazioni? Sì, mi hanno aiutato tantissimo, sono andato a fare delle seratine in Canada, come ho parlato anche prima, perché fanno una festa del paese, diciamo, ci sono tutti i paesani di San Giorgio e fanno questa festa ogni anno, e 2 anni mi hanno invitato anche a me ad andare lì a fare questo. Ho capito. Bene, siamo ritornati dal video di prima che abbiamo lanciato, il mio paese, questo paese che comunque stiamo attraversando per le vie principali insieme a Ciccio, con la mia bella troupe e con tutta la gente che poi si ferma intorno. Ogni tanto qualcuno, Saverio, lo allontana per motivi di sicurezza, perché lui poi deve stare lì a firmare autografi, insomma diventa una cosa complicata, assolutamente. Grande. Allora, prossima canzone, perché dopo, lo ripeto ancora una volta, ci spostiamo in questo locale Luna Rossa, dove in effetti lì, insomma, ci raggiungeranno veramente tutti gli amici, faremo grande festa per la parte finale e poi si finisce con la parte che... Cioè, io non è... Allora, scusa, ma vi pensate che dopo 43 puntate io vada in giro a fare tutti questi artisti se poi alla fine non mi promettono una mangiata di quelle che non ti dimentichi per tutta la vita? Cioè, ma vi pare? Sì, ecco. E quindi io mi presto a questa produzione straordinaria proprio per questo. Anzi, a proposito, vorrei ringraziare personalmente la direzione di Video Calabria che mi ha dato questa grande possibilità. Grazie davvero di cuore. E anche a me. Certo, perfetto. L'occasione anche attraverso me di farmi conoscere ancora di più. Certo, attraverso me, la mia troupe e questa mia grande televisione, insomma, siamo tutti allegramente in onda. Grazie, anzi, al fedele pubblico che ci vede veramente con tanto affetto, facendoci diventare uno dei programmi più visti nella nostra regione. Allora, Ciccio, prossimo brano? Miriando. Miriando. Cioè, mentre stai a guardare, sei tranquillo così. Guardare cosa? Sempre la donna, dedicata alla donna. No, però questa qui non è una canzone mia, è una canzone vecchia sarà 60 anni, Miriando la conosco tutti quelli di una certa età. Di una certa età. Sì, e che cosa racconta? Però mi fa piacere anche... Ma Miriando cosa vuol dire? Guardando? Sì, ecco. Mirare, guardare. Ecco, mirare, più che altro mirare. Va bene, allora, Miriando, Ciccio Careri con questa canzone. Noi nel frattempo ci spostiamo, ormai è sera, andiamo alla Luna Rossa su Tiro l'Allero, un grande programma. Storia, la musica della nostra regione attraverso le immagini di un territorio stupendo. Miriando! New York, Miriando, Miriai.
baciaro tu mi disse luce c'è la onde vai a onde vai no la terra poi mi disse luce c'è la onde vai a onde vai no la terra poi monciare che un cianai monci con quella bella delle tue ci sta la grande sede bella sai la piccirella più bella di voi ci sta la grande sede bella sai la piccirella più bella di voi ne sciso mamma e mi ringrazia sai figlio mi levantaste tutte le tue grazie di tutto bene che mi fai scegliti la più bella delle tue grazie di tutto bene che mi fai scegliti la più bella delle tue io di la grande mi innamorai di fronte a te amore ci giurai tu sei la mia compagna della vita fino alla morte non danziamo mai tu sei la mia compagna della vita fino alla morte non danziamo mai tu sei la mia compagna della vita fino alla morte non danziamo mai. Bravo Ciccio. Cari amici di Tirul Allero, abbiamo lasciato il centro di questo meraviglioso paese, San Giorgio Borgoeto, siamo in provincia di Reggio Calabria. Quanti metri sul livello del mare? 600. 600. Diciamo 600 qualcosa in meno. 603. 603, ecco. Di meno, non di più. Sì, ragazzi, allora, per piacere. Vabbè, 595. una domanda ho fatto, va bene, allora, una volta... Bene, Raffaella, quanto siamo? 5,60, va bene, giusto per essere precisi, eccola lì, Raffaella, che insomma, per fortuna oggi c'è stata anche lei. Allora, perché siamo qua? Siamo all'interno del... E poi basta. Beh, e poi non si può Poi più si può, andare. poi c'è anche sarà perché ti amo. Com'è? Che confusione, oggi mi sento sano, che fuori piove e giù sopra il divano c'è un messaggio sopra il telefonino e sti Gabriella, la figlia del postino. Ah, India d'un postino, vabbè, straordinario. E poi che succede? Succede. Quello che succede lo possono trovare. Che si lo trova in diciamo. giro, Allora, sì, appunto, a proposito di recuperare il tuo materiale discografico, parliamo del sito www.ciccioccarrerefolk.it. C'è la folk in più, mi raccomando. Sì. Camminiamo. All'interno del sito, questo sito chi te l'ha curato? Questo qui me lo sono curato io, invece su YouTube me l'ha curato un mio amico in America. Vince, avete avuto l'occasione Grande anche di Vince Vince De Rosa, grande. che veramente è una persona che
che ci tengo tantissimo, come lui con me, la stessa cosa, guarda, proprio. Una persona straordinaria. Ci sentiamo sempre perché ci vogliamo bene e ci aiutiamo a vicenda. Senti, internet, come a tanti amici che si interessano di musica, soprattutto di musica particolare, musica popolare, musica folk, musica etnica, è servito davvero come un grande palcoscenico, no? Cioè, per farsi conoscere un po' in tutto il mondo. Tutto il mondo, sì. Cioè, sì. tu hai avuto contatti, sì, diciamo collaborazioni? Sì, mi hanno... Le luci della sera qui a San Giorgio Morgeto con Ciccio Carere per una puntata di Tiro l'Allero. Stiamo raccontando un po' la storia di Ciccio e stiamo sentendo un sacco di canzoni. Senti, però, è vero che siamo in mezzo al paese, però mi manca, sai, qualcosa di piccantino, qualche passaggio piccantino. Aspetta che passano le signore però prima, se no ci facciamo... Buonasera signore, eh? Buonasera. Buonasera. Ora che passa. Salutate chi parla bene di me. Chi? Che mi hai detto? Di salutare chi parla bene di me, chi parla male, sì, no, hai detto così velocemente che mi ero perso un passaggio. Allora, perché dopo volevo parlare di internet, di tecnologia, sì, di contatti con YouTube, sto sito internet, che internet è veramente servito a tantissimo. Sì, mi ha dato tantissimo. Prima di parlare dell'argomento, dai, due frasette belle, piccanti. Ti parlo dell'anno scorso, ho fatto... Quale canzone hai rifatto? Ma ho fatto tantissime Felicità, ho fatto... Felicità? Vedi che poi un pochettino... Felicità? No, ma fermati, cioè... Giusto per far capire l'idea, giusto per dare l'idea. Questa è una cosa... vabbè, naturale, ho capito. Vuole che la diciamo? Sì, diciamo solo due parole. No, non fino in fondo, dai. No, sì. diciamo, felicità è trovare una donna che prima notte in sole, tu ti sta... Ok, ti sta? Beh, questo è carino, è trovare una donna che... C'era ancora di più? Certo, attraverso me, la mia troupe e questa mia grande televisione, insomma, siamo tutti allegramente in onda. Grazie, anzi, al fedele pubblico che ci vede veramente con tanto affetto, facendoci diventare uno dei programmi più visti nella nostra regione. Sì. Allora, Ciccio, prossimo brano? Miriando. Miriando. Cioè, mentre stai a guardare, sei tranquillo così. Guardare cosa? Sempre una donna, dedicata alla donna. No, però questa qui non è una canzone mia, è una canzone vecchia sarà 60 anni. Miriando la conosco tutti quelli di una certa età. Di una certa età. Sì, e che cosa racconta? Però mi fa piacere anche... Ma miriando cosa vuol dire? Guardando? Sì, ecco. Mirare, guardare. Ecco, mirare, più che altro mirare. Va bene, allora, miriando Ciccio Careri con questa canzone. Noi nel frattempo ci spostiamo, ormai è sera, andiamo alla Luna Rossa su Tiro l'Allero, un grande programma. Storia, la musica della nostra regione attraverso le immagini di un territorio stupendo. Miriando! New York, alla finestra s'affacciarono due. Tantissimo, sono andato a fare delle seratine in Canada, come ho parlato anche prima, perché fanno una festa del paese, diciamo, ci sono tutti i paesani di San Giorgio e fanno questa festa ogni anno. E 2 anni mi hanno invitato anche a me ad andare lì a fare questo. Ho capito. Bene, siamo ritornati dal video di prima che abbiamo lanciato, il mio paese, questo paese che comunque stiamo attraversando per le vie principali insieme a Ciccio, con la mia bella troupe e con tutta la gente che poi si ferma intorno. Ogni tanto qualcuno, Saverio, lo allontana per motivi di sicurezza, perché lui poi deve stare lì a firmare autografi, insomma, diventa una cosa complicata, assolutamente. Grande. Allora, prossima canzone, perché dopo, ripeto, lo ripeto ancora una volta, ci spostiamo in questo locale Luna Rossa, dove in effetti lì, insomma, ci raggiungeranno veramente tutti gli amici, faremo grande festa per la parte finale e poi si finisce con la parte che... Cioè, io non è... Allora, scusa, ma vi pensate che dopo 43 puntate io vada in giro a fare tutti questi artisti se poi alla fine non mi promettono una mangiata di quelle che non ti dimentichi per tutta la vita? Cioè, ma vi pare? Sì, ecco. E quindi io mi presto a questa produzione straordinaria proprio per questo. Anzi, a proposito, vorrei ringraziare personalmente la direzione di Video Calabria che mi ha dato questa grande possibilità. Grazie davvero di cuore. E anche a me. Certo, perfetto. L'occasione anche attraverso di farmi conoscere. Mi dissaro Cicilla, onde vai? A onde vai non la dirà poi. Mi dissaro Cicilla, onde vai? A onde vai non la dirà poi. Monciane che un cianai
più bella di voi.